Albino Leffe Frosinone 2-1, Ascoli Crotone 2-2, Cittadella Sassuolo 1-1, Grosseto Portogruaro 3-1, Modena Empoli 0-0, Novara Atalanta 2-0, Piacenza Triestina 2-2, Regina Pescara 1-0, Siena Padova 2-1, Torino Vicenza 2-1, Varese Livorno 1-1. Per la seconda volta nessuna vittoria esterna, come poi abbiamo potuto vedere, era già successo nella quinta giornata. La classifica dopo 9 turni vede il Siena al comando con 21 punti, Novara 19, Regina 17, Atalanta ed Empoli 15, Crotone 14, Padova, Livorno, Vicenza, Torino 13, Triestina e Pescara 12, Grosseto 11, Varese, Ascoli, Modena e Portogruaro 10, Frosinone e Albino Leffe 9, Sassuolo 8, Cittadella 5, Piacenza 4. Settimo minuto del primo tempo, cross di Junco, Gianni con la mano, Pinzani sorvola, non concede il rigore, poi ammonito D'Ambrosio, era diffidato, scatterà la squalifica, niente trasferta a Livorno. Punizione di Paro che colpisce la parte esterna del palo. Garofalo trova invece la traversa con il sinistro a giro. Punizione di Paro, De Vezza in maniera scordinata firma un clamoroso autogol appena dentro l'area di rigore, niente da fare per Rubigno, Vicenza in vantaggio. Poi Lazarevic sfonda, perfetto l'assist per Stevanovic che non sfrutta 2 opportunità consecutive. Ammonito Bastrini per questo intervento su Lazarevic, ma ha rischiato anche il rosso. Ripresa a Garofalo per Gasbarroni, Russo sceglie bene il tempo dell'uscita, indicazioni di Maran alla sua squadra che è in difficoltà. Gasbarroni per Di Cesare, Russo sembra fatta per Junco, il salvataggio è di Schiavi. Poi Minesso vede solo Oliveira, potrebbe sigillare il match per il Vicenza Oliveira, ma non è incisivo. E arriva il calcio di rigore per il Torino, trattenuta di Bastrini nei confronti di Lazarevic, espulso anche Bastrini, e dunque dal dischetto la grande opportunità per Bianchi che spiazza il portiere avversario. Il Torino dunque si rimette in carreggiata al 38esimo. È con l'uomo in meno il Vicenza, Pellicori per Obodo, non sfrutta una buona opportunità. Secondo dei 4 minuti di recupero, Pellicori per Bianchi, stop di petto, è distratta la difesa del Vicenza che viene castigata dal capitano del Torino che firma la doppietta, la stoccata di Bianchi, e su queste immagini possiamo concludere il nostro montaggio. Una vittoria da cuore toro, straordinario per intensità il secondo tempo della squadra di Lerda, citazione per Bianchi, uomo partita in zona recupero. Il Vicenza non solo non sfrutta il regalo dell'autogol, ma alla fine paga a caro prezzo il suo atteggiamento di pura difesa nella seconda parte della gara e gli ultimi 13 minuti in inferiorità numerica. A Torino, Torino 2, Vicenza 1 e linea che torna a Mattioli. Il Torino ospita il Vicenza con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle l'amara sconfitta con l'Atalanta e confermare il recente trend positivo dello Stadio Olimpico. Contro i biancorossi, reduci dal successo sull'Ascoli, Lerda recupera Pratali, manda in panchina Ogbonna, reduce dall'Under 21 e punta su Stevanovic nel trio alle spalle di Rolando Bianchi. Maran si affida al grande ex Elvis Abbruscato in coppia con Baclé. In un avvio di gara povero di spunti da entrambe le parti, i principali pericoli arrivano da calcio di punizione. Prima quello di Paro, che sorprende Rubigno e dà l'illusione del gol, sfiorando però solo l'esterno della rete. Poi quello di Garofalo, che al gol ci va ancora più vicino, ma che deve fare i conti con l'opposizione della traversa. Poi il Toro conferma la tendenza all'autolesionismo, regalando al Vicenza il vantaggio nel modo più incredibile e tragicomico. Sulla punizione di Paro, la sciagurata deviazione di De Vezza si trasforma in una parabola imprendibile per Rubigno. Un errore diverso nella sostanza, ma che fa il paio con quello di Kofi, costato almeno 2 punti a Bergamo e che costringe il Granata a una partita di rincorsa. Il Toro prova a reagire, ma sulla protesta per l'intervento di Oliveira su De Vezza, il replay dà ragione all'arbitro Pinzani che lascia correre. La dea bendata non sta dalla parte dei Granata. Alla mezz'ora, sul bell'affondo di Lazarevic, Stevanovic prova 2 volte a piazzare il pallone, ma deve fare i conti prima con l'opposizione di Russo e poi con il palo. La sfortuna si manifesta anche sotto forma di decisioni arbitrali discutibili, come quella di fermare Bianchi per un fuorigioco molto dubbio al 40esimo, quando il capitano del Toro è lanciato verso la porta. La prima mossa di Lerda, dopo 7 minuti della ripresa, è l'ingresso in campo di Gasbarroni al posto di Stevanovic. La presenza del fantasista
questa ex Genoa si fa sentire. Prima sul delizioso pallone di Junco, il 29enne piemontese si fa ipnotizzare da Russo e conclude addosso al portiere. Poi, pochi istanti dopo, il suo tiro è poco più di un assist per lo stesso estremo difensore vicentino. Il Toro è in crescita e il merito è sempre o quasi di Junco, le cui invenzioni sono spesso brillanti, ma sul suo morbido assist al minuto 14 l'incornata di Lazarevic è troppo debole e Russo non ha problemi. Nel Vicenza Soligori leva paro. Sull'altro fronte Lerda dà fiducia a Obodo che prende il posto di Zanetti, ma nonostante le correzioni in corsa di Lerda, la porta del Vicenza per buona parte della gara è stregata. La conferma sia al 19esimo, quando Gasbarroni innesca Di Cesare, che si fa murare la conclusione proprio come qualche istante più tardi accade anche a Junco. Lerda lancia Pellicori, rinunciando però alla fantasia di Junco, ma il Toro tende a sbilanciarsi in avanti e lascia campo ai contropiedi veneti, come quello condotto da Oliveira, che arriva a tu per tu con Robinho, ma non ha la freddezza necessaria per concludere nel modo migliore. L'affondo del brasiliano è l'unica spruzzata di biancorosso in un secondo tempo interamente granata, e al 37esimo, dopo tanti tentativi falliti, l'assedio del Toro porta i frutti sperati. Lazarevic finisce a terra in area di rigore dopo il contatto con Bastrini, pur riuscendo a tirare. L'arbitro Pinzani aspetta di verificare che il vantaggio non si concretizzi e poi decreta il calcio di rigore, punendo giustamente anche il difensore del Vicenza, peraltro già ammonito con il cartellino rosso diretto. Rolando Bianchi, fino a quel momento impalpabile, spiazza Russo per il suo terzo gol stagionale e regala così al Torino il pareggio. Con l'uomo in più i Granata non si accontentano e nel finale la pressione si fa insopportabile per i biancorossi. Bianchi al primo match point al minuto 44, ma sbaglia clamorosamente da 2 passi sparando fuori con il sinistro. Nel recupero però il capitano non commette un secondo errore quando viene smarcato dal prezioso colpo di testa di Pellicori. Stavolta la conclusione di Bianchi fulmina Russo e regala al Toro un successo nel complesso meritato per la mole di gioco creata soprattutto nel secondo tempo. Una vittoria di carattere, la terza casalinga consecutiva, che serve a fare punti e morale, e chissà che questo successo in rimonta non sia quel trampolino di lancio che da tempo il Toro cercava. Vittoria arrivata tra mille difficoltà, vittoria che dà punti ma anche morale alla squadra di Franco Lerda, come diceva giustamente nel suo servizio Matteo Gandini. Possiamo dire che 2 episodi hanno capovolto la partita, hanno cambiato la partita: l'espulsione di Bastrini nel Vicenza e l'ingresso di Andrea Gasbarroni, reduce da infortunio nel Torino. Prima Luca, poi Davide. Sì, può darsi che sia così. Nel momento in cui il Torino ha raggiunto il pareggio, credo che già quella cosa lì di per sé cominciasse a dare un po' di tranquillità, perché essere sotto in casa propria a Torino non è facile. Già cominci a rimetterla in sesto, a essere a pari, cambia l'atteggiamento con cui affronti la partita. In più la superiorità numerica probabilmente ha regalato un altro po' di supremazia territoriale a questa squadra. Gasbarroni in realtà io non sono riuscito a percepirlo come impatto dalle immagini che abbiamo visto. Beh, è stato un impatto molto molto importante, ha dato un sacco di qualità. Poi ti manca Junco, perché esce Gasbarroni è importante, non c'era Sgrigna che in quanto a qualità insomma nel Toro fa la differenza, squalificato il grande ex della partita. Davide, io avevo la sensazione guardando la partita che da un momento all'altro, dopo il pareggio, non solo per l'uomo in più, il Torino in qualche modo avrebbe segnato il 2-1, avrebbe vinto. Sì, come mole di gioco ha meritato. Io devo fare un plauso questa sera alla squadra, all'Erde, perché avendo perso quella partita a Bergamo all'ultimo minuto si trova con un autogol clamoroso, direi, proprio allucinante per non dire. Si trova sotto a Torino, non è facile di questo periodo. Avete avuto una grande reazione, a testa bassa, è stata avvantaggiata dal fatto dell'espulsione sicuramente, però dal Vicenza forse qualcosina in più. Avendo rivisto adesso le immagini, le occasioni le ho viste. È anche vero che andiamo in casa del Torino, ti trovi in vantaggio, quindi in certe occasioni penso una squadra deve usare anche la testa, però tutto sommato alla fine una vittoria meritata e meritano sicuramente un applauso. Alfredo, Davide ha ragione, non era facile per Lerda dopo la sconfitta arrivata al 92esimo a Bergamo contro l'Atalanta, dopo le parole di Cairo, che Cairo ha confermato sì la fiducia nell'allenatore, però in qualche modo gli ha detto sì, ma adesso servono punti, Ma Lerda sapeva quindi che si un po' sarebbe... di pressione c'è. No, Lerda sapeva che si sarebbe giocato molto tra stasera e Livorno. Quindi erano 2 partite sponda, bivio, ponte, chiamiamole come vogliamo. Quindi questa è una vittoria fondamentale. Però sul Vicenza sono d'accordo con Davide, perché io ho detto dall'inizio della stagione il Vicenza è una buona squadra negli ultimi 40-50 metri, centrocampo compreso. Poi ho già avuto l'infortunio anche di Paro, che è stato abbastanza importante. Però in difesa mi lascia un po' a desiderare.
ora poi lo chiederemo in un altro momento a Maran, a me sembra che il Vicenza si sia fatto... Sì, esatto, non volevo dirlo. Sì. A me sembra che il Vicenza si sia fatto schiacciare, ho visto grandi tratti di questa partita, si sia fatto schiacciare troppo e questa situazione ha penalizzato non poco. Alfredo, gli è mancato un po' di coraggio secondo te? Avanti 1-0? Volevo dire esattamente questo, ecco. Cioè, hai visto quell'occasione di Olivera, sì. Però loro non sono più ripartiti, si sono rintanati, hanno dato fiducia, forza e coraggio, sembra uno slogan, al Torino e il Torino ne ha approfittato, perché il Torino comunque è ancora un cantiere e lo sa Lerda molto meglio di me, ha avuto dei contrattempi e tante difficoltà, però la qualità dei singoli non la possiamo mettere in discussione. Se tu proponi al Torino questo menù, il Torino che è affamato si butta e prende tutte le pietanze possibili e immaginabili alla fine di partita. Però se il Vicenza avesse avuto un atteggiamento diverso, secondo me avrebbe tenuto lontano. Io parlo prima dell'espulsione di Bastrini, poi lì erano andati tutti via, nel senso che a quel punto la partita per forza di inerzia in quel modo si doveva mettere, in quel modo si è messa, con buone possibilità del Torino di agganciare e di acciuffarla. Però la gestione precedente del Vicenza non mi è piaciuta molto, fermo restando che il Vicenza resta una buona squadra con dei limiti che io confermo almeno dal mio punto di vista, se Gotti è d'accordo. Se Gotti non è d'accordo cambio subito idea. Volevo anche dire che non mi è piaciuto Gasbarroni, non in campo, mi è piaciuto moltissimo, alla fine se l'è presa con era indemoniato, ce l'aveva con una persona, non so con chi, in tribuna. Con una persona, in tribuna, ce l'aveva con una persona. Io credo che intanto in questo momento il Torino abbia bisogno di serenità, hai vinto una partita, capisco l'adrenalina, capisco la reazione, ma in carta e porta a casa. Ma Luca Gotti manderà un messaggio al suo amico Rolando Maran, allenatore del Vicenza, con su scritto: Rolli deve avere più coraggio? No, di sicuro no, ecco. Di sicuro no. Troppo buono. E se glielo manda non ce lo dice stasera a noi. No, io al mio amico Rolli dico mi dispiace che non sei riuscito a fare il colpaccio. Ecco, va bene. Troppo buono. Io gli manderei, deve avere più coraggio. Glielo dico anche qui quando sarà nostro ospite. Insisti, non verrà proprio più vuoi creare, no, non verrà più. Quindi cambiamo l'ospite per sabato. Coraggio Rolli. Forza e coraggio, è lo slogan di prima.